Candele e lumi alle finestre, a Mogliano Veneto e non solo, per esprimere affetto, vicinanza e unirsi in una preghiera collettiva per Marta. L'invito del parroco di Marocco e del Sacro Cuore Don Vanio Garbuglio è stato raccolto da molti. Il sacerdote aveva programmato una veglia in chiesa, ma rischiavano di presentarsi così tante persone che Don Vanio ha optato per un'alternativa più sicura. Ho valutato di fare un invito di una preghiera personale a casa, con l'accensione anche di una candela sui davanzali delle case e attraverso anche l'invito in Facebook e così via. La partecipazione che ho visto è stata di 1 migliaio di persone. Speriamo che questo abbia portato un po' di energia anche per Marta, insomma, per tutta la situazione che la comunità parrocchiale sta vivendo, insomma. Il parroco conosce bene Marta e la sua famiglia. Marta è una ragazza bella, in tutti i sensi, solare, splendida, molto disponibile. Ma Don Vanio ha avuto modo, seppure per poco, di incrociarsi anche con l'aggressore quindicenne. Lo conosco nel senso che ha partecipato al catechismo fino a 2 anni fa, 3 anni fa, insomma, poi ha fatto la cresima. Dalle notizie che ho ricavato, insomma, ascoltando alcuni amici suoi, eccetera, sembra le solite cose, no? Nessuno se l'aspettava. E quindi sì, non che spiccasse in qualcosa di particolare, di negativo, diciamo così, quindi non aveva mai dato problemi, come si dice di solito. Quindi rimane un po' così, un interrogativo, un mistero, un grosso dispiacere anche come comunità, dove abbiamo mancato, dove siamo stati assenti, cosa non abbiamo visto. Credo siano domande doverose da porci, insomma. Dalla famiglia Novello, in questo momento drammatico, è venuto, secondo il parroco, un insegnamento silenzioso ma molto profondo. È una famiglia che non ha espresso nessun giudizio, non ha espresso nessuna cattiveria, nessuna violenza, straordinari rispetto a quello che si legge in giro, i post, tutti sanno, tutti sono giudici e giustizieri, loro proprio chiaramente sofferenti, persone di fede che pregano tanto, eh, però sì, in attesa che si aprano delle luci nuove su questa ragazza, insomma, di vita.